Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Sottoposto alla misura limitativa della libertà personale, un 56enne messinese ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana, che lo stesso essiccava in un appartamento usato come laboratorio artigianale, all'interno del quale la droga veniva lavorata sino a ottenere le dosi da smerciare con ogni probabilità sul mercato cittadino. La Polizia di Stato ha effettuato controlli per contrastare l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti in via Capopassero. Un minore è stato sorpreso con una busta contenente 41 involucri con all'interno marijuana, 185 euro di vario taglio e una radiolina che utilizzava per le comunicazioni illecite e per essere avvisato in caso di arrivo delle forze dell'ordine. In occasione dei controlli realizzati dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli sul territorio della provincia di Trapani è stato effettuato un sequestro di gasolio con punto di infiammabilità eccessivamente basso, rinvenuto in un distributore stradale di carburanti posizionato all'interno di un centro abitato. 7.000 i litri sotto sequestro insieme alle 4 pistole erogatrici. I carabinieri di Randazzo hanno effettuato un servizio di prevenzione e largo raggio finalizzato al contrasto del fenomeno della guida sotto l'effetto di alcol e droga nei territori dei comuni di Bronte e Maniace. A tal proposito sono state effettuate 2 denunce per guida sotto l'influenza di alcol e sostanze stupefacenti. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.